Buonasera e ben ritrovati amici dell'atletica. Domenica a Cercivento, organizzato dalla Polisportiva Timau Cleulis, in collaborazione con la Proloco, il Comune di Cercivento e la Protezione Civile Regionale del Gruppo di Cercivento, si è svolto il campionato regionale di corsa in montagna chilometro verticale. Gara valida anche per l'assegnazione del Memorial Francesco Plazzotta. L'impegno era riservato alle categorie promesse senior e master del settore maschile e femminile della FIDAL. Dopo la vicenda Asinelle sfrattate che ha animato la cronaca locale nei giorni scorsi, Cercivento torna alla ribalta e stavolta con un evento sportivo di spessore regionale. A fregiarsi dei titoli sono stati Giulio Simonetti della Gemona Atletica, che ha concluso la scalata in 38 e 32, con netto margine di vantaggio su tre portacolori dell'Aldo Moro Paluzza. Patrick Merluzzi, secondo in 43 e 3, Francesco Giuseppe Zoffi, terzo in 44 netti, e Manuel Del Colle, quarto in 44 e 38. Buona quinta posizione e primo master 45 per Marco Primus della Polisportiva Timau Cleulis. L'Aldo Moro Rosa ha occupato tutto il podio, dove a vincere è stata Rosi Martin in 47 e 55. Davanti alle compagne Alice Cescutti 48 e 53 e Caterina Bellina 50 e 55. Nella classifica di società, lo squadrone di Andrea Di Centa ha fatto man bassa, aggiudicandosi i titoli maschile e femminile, argento alla Polisportiva Montereale e bronzo alla Gemona Atletica maschi e Timau Cleulis donne. Il percorso, con un dislivello di 1000 metri e uno sviluppo di 4100 metri, dopo la partenza da Cercivento si inerpicava fino al Plan da Stries sul Monte Tenchia, passando per la Maine da Dissot per poi imboccare il sentiero CAI 154 e giungere al traguardo posto sulla strada del Monte Tenchia al chilometro 8,5. Quassù nel 1985 si confrontò il campione del mondo di corsa in montagna Alfonso Vallicella, veneto dell'Alitrans Verona, in quello che a quei tempi era lo staffettone internazionale che la Polisportiva Cercivento e gli indimenticabili Candido Pitt e Pier Alberto Morassi proponevano anno dopo anno, invitando il meglio del meglio della corsa in montagna italiana e non solo. I tempi cambiano, le competizioni scompaiono, riappaiono, si modificano e si aggiornano. Presenti alle premiazioni, tra gli altri, il vicepresidente della FIDAL regionale Lucio Poletto, il sindaco di Cercivento Walter Fracas, il presidente della Polisportiva Timau Cleulis Luciano Bulliano, il maresciallo del sottocorso alpino di Tolmezzo e collega di Francesco Plazzotta Lorenzo Della Pietra, il presidente della Proloco di Cercivento Maurizio De Conti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai volontari della Protezione Civile e il consigliere regionale Luca Boschetti ha presentato i vincitori e consegnato i premi assieme a Elio Ferigo, vice sindaco e assessore allo sport, a Doris Matiz e Mauro Borchia, assessori del comune di Cercivento. Non è mancato il caloroso grazie anche a chi si è occupato dei viveri e della griglia per il pranzo. Un'ultima nota a margine della cronaca. La splendida accoglienza e ospitalità degli organizzatori non ha avuto il conforto di una adeguata partecipazione di atleti e atlete. Il numero dei partecipanti e degli specialisti, quello delle società che si occupano esclusivamente di corsa in montagna nella nostra regione, sono ben altri, come ben altro ci vuole per scoraggiare la Timau Cleulis e i suoi collaboratori. La stagione all'aperto volge ormai al termine. L'Atletica Malignani Libertas Udine ha organizzato domenica a Paderno l'ultima prova del 21esimo trofeo Luigi Modena per ragazzi e cadetti. Le gare cadetti e cadette del giavellotto valevano per il campionato provinciale FIDAL di Udine e i titoli sono andati a Sebastiano Manzocco, Atletica San Daniele, con un lancio vincente di 32,51 m. Argento per Marco Stallone, Malignani Libertas, 31,59 m e bronzo a Davide Sartor, Libertas Mereto con 31,7 m. Eva Hope Malignani Libertas Udine si è fermata nelle cadette con un buon 33,40, ottenuto al primo dei 4 tentativi a disposizione. Seconda Sofia Violati Tescari, Trieste Atletica con 30,4 m e terza Linda Virgilio Malignani Libertas con 26,25 m.
Il resto delle gare del programma, dove la partecipazione è stata modesta, causa una stagione agli sgoccioli, hanno comunque riservato lampi di qualità. Gli 80 metri cadette, per esempio, hanno detto che Rebecca Rinaldi, atletica Bruniera Friuli Intagli, ha ancora energie fisiche e mentali per fare bene. 10 secondi e 21 il suo crono vincente, a precedere una buona Valentina Lucchese, nuova Libertas Sacile, seconda in 10 secondi e 34. Ancora meglio ha fatto Lucrezia Picci, Libertas San Vitese d'Urigon, prima nei 60 ostacoli ragazze con un ottimo 9 secondi e 81, a precedere Sofia Ioana Dare, nuova Libertas Sacile, seconda in 10 e 37, Alice Venturini, la varianese, terza in 10 e 39, in quella che è stata la gara tecnicamente più interessante di tutta la mattinata. Nei cadetti Alessandro Del Sant della nuova Libertas Sacile ha vinto il triplo con la misura di 12,14 e Maia Del Negro dell'Atletica Gorizia il salto in alto con 1,45 m. Ultime note per le altre gare della categoria ragazzi. Simone Feruglio, Atletica San Daniele, si aggiudica i 60 ostacoli in 9,81 m. Danilo Pignan, Malignani Libertas, l'alto con 1,43 m. Asma Marva Kadik, Keep Moving, il lungo con 4,30 m. Il Vortex lo vincono Giuliano Di Nuzzo, Libertas Mereto con 54,94 m e la compagna di team Irene Dreossi con 42,88 m. E sotto l'egida di Udin Jump Development, organizzatrice dell'omonimo meeting internazionale di salto in alto, si è recentemente tenuta una sessione di allenamento riservata ad alcuni giovani friulani specialisti della disciplina. A condurre l'allenamento presso il Palazzetto dello Sport Ovidio Bernes di Udine un trainer d'eccezione, Giulio Ciotti, nel recente passato atleta di alto livello con 2,31 m di personal best e attuale responsabile nazionale del salto in alto Under 20 e Under 23. Osservati speciali Alberto Nonino e Marco Stallone dell'Atletica Malignani Libertas e Simone D'Alzilio, gemonese, che veste i colori dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. Per un pomeriggio sono stati impegnati in una serie di esercitazioni mirate al miglioramento della tecnica di corsa e alla corretta esecuzione di alcuni elementi di ritmica della rincorsa, dove erano presenti tra gli altri l'ex olimpionico Enzo Del Forno e il tecnico Mario Gasparetto. Per i ragazzi è stata un'importante occasione di apprendimento in vista della preparazione della stagione invernale. E la Mito Marathon di Cividale del Friuli si propone a 360 gradi per assecondare i runner di ogni livello. Abbiamo incontrato il project manager del comitato organizzatore Alessandro Genuzio. Sentiamolo. Il project manager della Mito Marathon che tra 15 giorni prenderà il via da Cividale. Siamo incuriositi da sapere come sta procedendo questa nuova creatura che avete creato, che state portando avanti, e immagino che il lavoro sarà enorme. Sì, partiamo il 31 di ottobre e praticamente sarà la prima edizione di questa nuova maratona del Friuli Venezia Giulia da Cividale del Friuli, ultima settimana per raccogliere le iscrizioni. Faremo una maratona, come giustamente hai detto tu, che è valida anche per il campionato italiano regionale master di maratona, una mezza maratona, una staffetta 4x10 km benefica, dove non è necessario certificato medico agonistico, in quanto è una gara che non è pertinente della FIDAL ma fa parte dell'Oxen. Avete anche, a proposito di solidarietà, anche una 7 km, ho visto nel vostro programma, dedicata alle donne. Sì, allora abbiamo, oltre alla staffetta 4x10 che va a garantire dei fondi di sussidio a un ragazzino di Cividale con una malattia rara, che questo proprio ci rincuora proprio per rimanere attaccati al territorio, abbiamo fatto un gemellaggio con la LILT per ricordare una figura importante della LILT, il dottor Passone, che è stato per lungo anni uno dei fautori di questo tipo di coniugazione tra lo sport e la LILT, quindi la beneficenza, e quindi porteremo la gente per 7 km lungo le strade di Cividale fino a Villa de Claricini, dove si potrà anche degustare del prosecco, quindi si può correre, si può camminare, si può ammirare il paesaggio e si ritornerà nuovamente a Largo Boiani, quindi a Cividale, dopo aver percorso questi 7 km, quindi all'insegna della solidarietà. E qui ci siamo con tutto quello che riguarda il contorno. La maratona invece ha una sua caratteristica particolare, si svolgerà in 2 giri che copriranno le valli
voi salirete più che scendere e quindi sarà un percorso abbastanza veloce. Certamente, allora c'è grande curiosità per il percorso, è interamente nel comune di Cividale, quindi non sconfiniamo, questo era uno dei nostri obiettivi principali. 2 giri da 21,097, omologato FIDAL dal grande Stefano Scaini, che penso che conoscete tutti, quindi un sinonimo di garanzia su questo. Un percorso veloce, caratterizzato da ampi cambi di paesaggio, si passa dalle vigne all'interno diciamo della zona vicino al Collio e poi si va verso una zona che con Stefano la chiamiamo le Fiandre, perché sembra veramente dei paesaggi del Belgio che vanno verso San Guarzo. Poi si ritornerà indietro, si passa vicino al Natisone e si ritornerà per la prima volta di nuovo davanti a Piazza Duomo. E poi da lì di nuovo Ponte del Diavolo, che sarà il nostro Speed Bridge Contest, dove daremo un premio speciale al più veloce ad attraversare quel ponte. Quindi ci sarà un premio in più extra per diciamo aumentare lo spettacolo. Non c'è soltanto la maratona o i suoi derivati, ma c'è un sacco di altre cose. Sì, esatto, poi capitiamo in un periodo, il 31 ottobre, dove c'è un giorno successivo che è vacanza, perché è il 1 di novembre, quindi abbiamo strutturato dei pacchetti turistici che sono molto stati accolti positivamente, soprattutto dagli stranieri, dall'Austria, addirittura da Oslo vengono, proprio perché abbiamo inserito dei pacchetti di degustazione dei prodotti tipici, dei giri nelle varie città, anche perché noi quest'anno toccheremo Cividale, il prossimo anno ci sposteremo a Palmanova e il terzo anno andremo ad Aquileia. Abbiamo deciso di partire con un trittico, noi saremo una maratona itinerante del Friuli Venezia Giulia, quindi adesso partiamo con un trittico legato alle città riconosciute dall'UNESCO, ma poi nei prossimi 3 anni potremo sviluppare un trittico che magari si legherà alla natura, quindi magari spostarci anche di località. Tante idee, una che mi preme sottolineare, questa mezza maratona delle professioni. Ah sì, abbiamo addirittura aggiunto un altro ulteriore premio, la competizione del campionato italiano delle professioni. Abbiamo scelto 13 albi, quindi tutte le persone che sono iscritte a un albo possono partecipare. Abbiamo coniugato un'altra azienda del territorio, la Grappa Domenis, che quindi sarà il main sponsor di questa manifestazione, e quindi il migliore dei geometri, per esempio, vincerà il premio come campione italiano della professione categoria geometri, sia al maschile che al femminile. Abbiamo visto che piace molto questa cosa perché garantisce ulteriori premi e quindi speriamo in questo modo di accogliere ulteriori adesioni. Io dico anche agli amici giornalisti e auguro loro di venire assolutamente a fare la vostra gara. Sì. I giornalisti sono stati i primi a essere stati pensati, assolutamente, anche perché nel ciclismo ci sono tanti campionati che si fanno e sarebbe bello anche nell'atletica leggera. Direi che abbiamo dato un'infarinata a quella che sarà la grande manifestazione del 31 ottobre. Adesso cosa ci aspetta? Una presentazione stampa, immagino. Sì, il 25 presenteremo in Palazzo della Regione alla presenza dell'assessore Bini, proprio la manifestazione in toto e anche il programma di contorno che ci sono. Ricordo che abbiamo l'Expo Village che sarà in Villa dei Claricini, quindi proprio a sottolineare l'interesse che c'è anche nei confronti della valorizzazione di una villa di questo tipo, che è molto importante. E poi successivamente vi presenteremo la maglietta, la medaglia, perché sarà una medaglia componibile, ogni anno vi daremo un pezzettino per poi concluderla completamente per fare il trittico e poi vi presenteremo anche eventualmente chissà il percorso del prossimo anno. Vi invito nuovamente a iscrivervi, sito www.mitomarathon.it e anche sui social e vi aspettiamo a Cividale. Ciao!